ragione a Patrozzo. Ora per non pensare male se non ci accattammo la poltrona, lo matarasso. Le carte siciliane. Anche queste. Io lo so che tu me la cattavo. Tu ti resti sta cosa perché sei la figlia più unica, sei più coccolata, capito Lo papà? sai, Patrozzo, lo sai. Ma lo sai, ieri ce lo disse a Mario. Vedi che c'hammo a fare un rialleggio a Mapate. E ieri non manco una volta se lo fece vedere. Però papà, la capera a rate perché tu lo sai, noi per Camadora siamo nelle spese. Che tu conta è lo cuore, non ti preoccupare. Maria santa, ma non ci posso credere. Come vai a riposare una rangatella? Sì, papà. Sta seggia mi sta scassando tutte le rene. Ora la iettamma e ti vai a caccia la poltrona. Bravo. Maria, ma puzza. A chi sta a sistemare un medè? Maruzza, monè, papà, monè. Maria. Caterina! Caterina! Che sogno, che stai sistemando a Mapate? A sistemalo buono, sistemalo per le feste. Manco 1000 lire per gli la pensione e dona tutte cose a suo figlio Luca e sua figlia Matilde. E Mario tiene la cannella. Mario, ma che sei agitato? Ah, zitti, che ora tutti questi nervi ti passano in un baleno. Ah, che parla fina, con un baleno. Sì, zitti, che ancora non sa niente. Maria, che sono contenta. Mamma. Scusa, dopo ne parliamo, Ah, dai, a dire una cosa. Qui è? Viaggio, ciao. Salutiamo a tutti. Ciao, cognato, ciao, sei a sette. Ai, niente, passava di cucciacchiano. Viaggio, hai una faccia contenta? E che buono cognato, dopo un mese di malavita che facciamo con il cancro, già ora pigliamo tecchia di colore. Ma c'è tu sto, un elo picchiarito. Io è già inda che si sta riposando, viaggio. Mario, a Mario non fare sta faccia, che noi abbiamo a mettere vedere. Ma beh, poi se noi andiamo a lavare le spalle, sta quieto Mario. Ma... Sbaglio, ho sentito la voce di Maiennaro Biagio. Che bravo Iennaro! Sì, papà, io sogno, ora la vigna a Saloto, quando ci vai. Papà, ma già ma so il ruffiano. Prima dici che sognuelo, io non lo cuore, poi vedi a Biagio. Ah, certo che... Casa ricca se mordeco. Zitti, che ancora non sa niente. E ora se ne stanno a passare in un baleno. Un'altra volta questo baleno. Sì, facci pure tu, vado una ciubacetta. Ecco! Ma che pazza è? Ma facci tedessi. Ah, finiscila! Mescheno, aveva tecchia di sonno. Però vi posso dire che a Cainta mi pare tecchia più carmoleggio. Beh, no, te faceva nascere lo senso come faceva. Bah, sapete che vedete come Sì, ne vai? giù. Che è Sì. passata la macelleria che tu su mi hanno accattato questi cigli. Va bene. Ah, Caterina, Sì. a proposito, vieni qua. Mi dessi tesoro, Eh. vedete che quando ci fa la pasta con l'aglio e l'uglio, peperoncino mentre ce ne picca che poi incomincia a tosseare. Io non ce ne vendo niente completamente, a così siamo a posto. Ma... Vedi già chi che è tu sia, chiave? tu sia, tu sia. Maria, quando vai a dire chiave. Papà, Mario, è inutile che ti fa sta faccia di cane morto. Io lo giusto voglio della pensione. Ma stare attenti a Luca. Anzi, ogni tanto lo picchiarito, faccia voce grossa e quando te le fa chiamare, mandalo pure a tuo paese, sapessi tu quando voto lo feci Maria, te che hai freddato. Ah, domani lo porto dello dottore e ci faccio fare 4 roge, fin. Ma la tosse niente, è quando sgracca. Mamma, Basta, per carità, per non favore. vedere niente che hai ancora lo stomaco sbutato dopo un mese. Me ne vai, va, prima che cominci a sgraccare, va. Ciao, Viaggio, ciao. Senti che? Aria, non mi ha detto ora se ne ti passano in un baleno. Si fessa questo baleno. Sì? Ora ste nervi ti passano, sta tranquillo. Miracolo, non ha detto baleno. E finisce, ascoltami invece. Ah, Antura mi chiamava Pace e mi disse... Cavone la televisione. Sì, chissà ce l'ha maccattare. No, mi disse... Tu ne sisti pazzo. Mamma Mario, forse ne sistemiamolo, Sì, Mario. ne sistemammo per le feste. E lasciami parlare una buona volta. Ascoltami, dici che quando mia madre era viva, accucchiava e accucchiava. Lo sa quanto accucchiaro? 30 milioni. 3.
30 milioni! Sì, maretto, 30 milioni. A chi ci posso credere? Già credere in me. Chi se ne ha pensato è troppo furbacchione? No, quale pensata? E come mai lo disse a te? È perché sogno la figlia più unica, la più coccolata. E vedi che non tu sapi niente, Caterina! Chi Caterina! è papà? Chiamalo papà, dici qualcosa. Vacci, chiamalo papà. Ma va, Mario. Sto, vacci. Ma, e se sarà vero? Boh! Vacci. Ma io ci posso credere. Ma Dio, che mi ha fatto questo come una? E qui è ora? Sto arrivando. Luca, lo frate, ciao. Come am? E come mamma ieri? Che dice lo papà? Cavalieri, per Camadora te che l'hai freddato. Ah, Ma domani lo porto dello dottore. Ciao Luca, case. ciao Mario, sei passato da qua. Beh, ci metti che vuole una pizza, Caterina? Una pizza? Sì. Come una pizza? Metti 100.000 lire. Ma non ci fa male la pizza. No, è che perché male. Papà, come la vuole la pizza? Margherita? C'è un ingredienti ci sono migliaio oggi. Senti. Ho lo stomaco di ferro, tu. Ah, Perciò ci vai a cattare sta pizza? grazie. Ci vado con questi? Vacci. Ci vai subito allora? Subito. Tanto? Tanto. Vabbè Luca, ti tocca quando vieni. Può essere. Va bene, arrivederci. Ciao. Ma. Perciò, Chi è? come si sente lo papà? Che dici? Tedeschi, ave una tosse, per Camadora che non si ci può combattere. Buono sogno, buono vedi, sogno. Papà. senta suo figlio Luca, si raccoglie. Ciao, Guarda è buono su te teso. vedi. Museo papà, buono. Buono. Assettati, papà, assettati. Luca, Su, ma che lo sa c'è? che pensai io? Che parla? Dimmi una cosa, che dici se per Natale mangiamo tutti insieme? Per Natale? Certo, Quale? Che esce Natale? Ma e quale, che tu te ne danno? Veramente per Natale... Ma moglie mi disse che siamo con le masogge. E vabbè, se non può essere per Natale facciamo per Santo Stefano. Per Santo Stefano? E certo, Ma quale? Che esce Santo o Stefano? Sant'Antonio. Ma per Santo Stefano, ma moglie mi disse che siamo con le mie cognate. Ne capiamo, Vabbè, va. Lasciamo perdere. Per Capodanno c'è quello cucina e per Pasqua quello tozeano. Lasciamo perdere. Ne capemmo. Ascolta, Chi mi è, vende papà? un desiderio di una bella fetta di fegato. Stasera mi voglio mangiare una fetta di fegato. Ficato. Ma come voleva tu la pizza? Fegato voglio. Va Oh, bene, quando te le qui è? Mica suonano, da lì. Tu ficato la pizza. Non la minchia, sempre salita. caglie, sempre caglie. Oh, Buonasera! sempre caglie. Buonasera. Luca, Che? pensavo con te veglio. La vero è? Ma tua moglie una ieri, non lo appena trova sto soggero. Come moglie? Ma moglie veramente... è abbronzata. Mischino. Ma se tu non Non anche salita, te... che facete? Amone, venite qui mia quando ci vai a cattare una fetta di fica Caterina, io volevo scambiare due parole, volevo sentire so che si dicevano che Avete tanto di tempo e ti fa compagnia a mia figlia. Caterina, Guarda. c'è bene, va bene. Sempre casta ghettata, Ma sempre non si casta leva mai ghettata. da mezzo le piede. oh. Fino a con le biccotine si arrecamba qua. Ah, guardava con te veio, che piacere via di vedertelo papà. Ah, pure io papà non mi dica l'ora di vedete. Però non vuole essere che di stronze ma cognate pensano che vengono solo per la pensione. Tutte tenne tu a topavi una giove. Vero è, io per te vengo. Infatti la tornata pensava che tu quando pigli la pensione, a te che a Masuro Matilde e te che a Masuro Caterina. Poi se qualche cosuzza la passa pure a me, io me la piglio. Particolarità non ne faccio io papà, no. E sto nipotello arriva o non arriva? Papà, ci stiamo provando. Stiamo provando. E stiamo poi provando. sto mese è meglio quando c'è niente. Perché? Stai senza grana. Tu, se tua moglie ne scinginta ti regalo 1 milione. Sì, 1 milione. A cosa la va dati 1 milione? Tu fottete luce che io te ne do 1 milione, sì. Ora ti conto tutte cose e mi levo sto peso dalla panza. Peso? Quale è peso, papà? Parla. Che c'è? Ti stringe abbastanza in due chiaura, Ecco tomate, quando ero carosi facciamo un sacco di sacrifici. E accucchiamo, e mesiamo da parte 30 milioni e sono salvati con l'interesse. 30 milioni? E che mi sta dicendo?
30 milioni, tutte le debite me li vai a questo, A papà. calmare, sì, è il tuo suero. È vero, mi fece pigliare questi 30 milioni e non ci pensavo, non è che le può dare tutta mia. Ti persuadi. Però come era da chiostare, avrà chiostare. Non c'è niente tuo suoro con non niente, eh? Niente. Niente. Va bene, papà, allora sogno molto come una tomba. Sì, sì. Tecca, amonene, che tu non anticipo. Che papà, lascia stare il PT a vigno. Te piglia te le prima che Lascia viene tuo stare, papà, il PT a vigno. Te è che tollo. Te prima che viene tuo suoro e tuo cognato. Ma me ne piglio, va. Amonen, ecco calufica. Eccoci qua. Ah, viva ficato macellaio santo. Uno stava accattato, non sarei. De Angelo Anzalaco, sa che giocava la macelleria, lo corso di fronte allo cortiletto. Ah, che succaroso, carne buona, Buona, fina. carne buona, Ah, viva sa zizza santo. A mia salsiccia non mi piace lo baccalà. Ah, quando c'era da buon'arma di tua mamma mi faceva mangiare che mi Papà, ricreava. Caro patrozzo, stu baccalà scordatello. Lo sai. Catere, che ce lo fa con due patatine e un po' di cipolla. Aceto. Amone papà che te vai al lavo, così sei bello sistemato e poi mangiare. Ah, ti lava le spaglie tuo figlio, santo. Che figli ha, santo? Sei il più fortunato di sto mondo, santo. Papà, aspetta che ti saluto che me ne è chiede. Posso sapere questa saponetta te squaglia? Catere, sa che ti dico? Io ti sono ieri, me ne vai a vedere Va ieri. bene. Ciao, arrivederci, Luca. Amone papà, amone. Aspetta, ti do qualche consiglio, Luca. Che bu. Ascolta mia, Luca. Pensateci per sto figlio. Se non me ne una sera, poi essere un'altra sera. Provateci, Luca. O ve le insegnai come si fa, Io Luca. donne sarine, fino a perché insomma va a rompere l'arma. Caterina, una se. Sogno che stai sistemando a mia pace. A sistemalo buono, sistemalo. Caterina, ho portato la pizza. Non devi scordare da catalo boratalco. L'ho portato. E che peccileddo è? Comunque, arrivinete, la pizza pronta. Sì, stai arrivando. Maria, ma ti rendi conto? Ancora mia, non mi viene di crederci. A me ci crede il marito. Ma lo sa che mi desse, ora, mentre eravamo già in India. Ah, lo sapi quando interesse fluttuare alla banca? Ah, signore. Ma dimmi una cosa, incontrai a tuo frate Luca, che voleva? E niente, venne a trovare a mia patria, poi venne torna a Sariggia. Sapete, noi capivano. Papà, sbrigati che la pizza sali fredda. Papà, Ci crede che mi passava fame? come ti passa la fame? Mario, tagliaccilla. Che Esatto, taglia, aspetta, ci sono le aspetta. fonge. Eh, E se sto velenoso e muoro. perché? Ma la santo l'umbirno. E poi che tu disgrazzato di pategancio non mi manda l'umbirno. Aspetta. No, no, Papà, no. ma come voleva tu la pizza? No, no. E l'uficato, e non mangiare E mi niente. mangio lo fegato. Sogno sazio. Con niente che mi chiama papà, mi saziaio preceso. Ora papà, t'accattiamo la televisione, eh? Vero Mario? Ma veramente volevi aspettare tante chiede, che te ne vegliamo una più sofisticata. Io la voglio semplice che poi mi componno. Lo senti, semplice la vuole. Ah, la cataccilla. Ora che viene tuo figlio ci ha fatto un bello stereo a Luisa, mi ci fa pensare. Caterina, ce l'avevi piglio sta Ma televisione? pigliacilla! Ma come ce l'hai piglia a 14, 15, 16? 16, 17, 18, come ce l'avevo pigliarci la pelle? Anche 20 a questo non so fare niente. Ascolta, fino a un videoproiettore ci piglio. Pigliaci Bello sa rana. più, Tanto? sì, tanto. Va bene, allora ci vai. Vacci. Mario, non ti scordavo un po' rotarco, senti? No, È la passata un po' mi per da polciolo se ci arriva che. va bene, È Caterina, un sempre... mataraccio, Talia, sempre, certo, sempre. Ormai va bene. Attaie. Ne vediamo dopo. Ciao. Papà, ma ti nadone di quanto è bravo tuo Iennero Mario. Chi già caro venasto a casa e torona Irene. Ah, prima che si maritava, papi di qua, papi di là. Papà, alla squagliata della neve si vettero tutte le pertusa quanto è acida. Mi chiamava papà. Sì. Non vedi come va andando tutta impupata, non Tutta vedi? occupata. E qui è ora. Talia che Quando tu te lei qui è. Are la casa dello sindaco.
Caterina. Dello diavolo Ciao. si parlava. Ciao. Ciao. Papà, ma Vedi, chi tutta c'è? in euro. Ma pare che stava piangendo, chi c'è? Senti, che stava pensando alla mamma. Maria Caterina, Mamma mia. la da fare svagare, non già da fare ricordare i momenti brutti. Certo, ora che me lo dice Papà, purtroppo chi sta la vita, chi c'è di fare? È a mia zia, a mia zia. Ah, va. Luca, Che? sa che a fare? Che? Ogni tanto però, ne lo portiamo in da di noi, senza stabilire né giorno né mese, perché queste cose le fanno solo delle famiglie, una pretende un interesse. E tu che dici, Caterina? Ma ci potevi tu pensare prima. E che significa sta battuta? Luca, la sentisci a tesoro? Parla pure tu. Ruigliate. Caterina, giusto ti dicevo. Sì, ma io però volessi sapere una cosa. Come mai vi venne in testa a tutti e due di portare via lo papà? Se noi lo volemmo in ogni tanto, tranquilla che non facciamo più scopo. Scopo? Quale scopo? Sto attento a come parli, scopo. Un po' di polemiche per carità, un po' di polemiche. Ma io veramente, guarda. Qua c'è la televisione e il porotalco. La televisione, lo borotalco, a capoto. Oh, ma Chi che c'è, sono queste chi c'è? preogne? Di da sud si sentivano le preogne. Ma Non c'è più che dire, guarda. E chi c'è? Consiglio comunale. Sì, Ma raccoglieste voi? provinciale. Come stanno? No? Ma che avete con queste fongi? Le voci si sentivano di già sutta, che c'è? Mario, che c'è? e niente, ora stai arrivando, che saccio io? C'è, ve lo dico io, so che c'è. C'è che la signora Irene e mio frate Luca si fecero pigliare degli scrupoli di coscienza e si vanno portare in dallo papà. E come mai ci state pensando ora? E non ti sei degnata mai di venirci a fare una visita, E papà? come mai mi sta bruciando ora? E come diventaste un popolo, frate? Popolo, frate. La colpa è tutta tua. Mia! Tua. Sì. Ma va per Ci favore. levaste a mio frate lo senso della famiglia unita. Mario, ma pure tu ci accattaste la televisione. Matilda, ascoltami la solo, so che ti dico. Per mia lo papà si può muovere qua, che a mia fastidio non me ne dona, no. Tranquilla. Ma me ne veramente scalo di per mia stava tanto poleto, se Giovale si può muovere sempre con mia. Per me lo papà si può muovere pure con mia, che mi ha fastidio manco me ne dona. Peccato, che non te l'ha tagliato mai lo mondo. L'Andisa ci venne. E come mai lo volete tutti per l'eternità e non volete che sto ogni tanto con suo figlio Luca? Luca, parla pure tu, dicelo, vieni qua. Giusto che tu qua dici Irene, come mai non volete? Franco, noi vogliamo a Padre Angelo, letto? Ma che c'entra ora Padre Angelo? C'è. tu a che ti serve? Che facevi? Perciò, le robe lourde in se lavano. Giusto, guardate pure se lo vogliamo lavare mutanduna lo papà. Come mai ce l'ha lavato? E che parla senza che tu lo dissi, È bravo Luca! Meno male che le papà, 100 me ma la chi è rimedici tagliato? prima. Ah, se no pure che si ci aveva pensato. Franco, vogliamo a Padre Angelo. Ci mangiamo con Padre Tu Angelo. adesso Padre Angelo, c'è, assai sta quieto. Fallo per carità. Ieri diceste di discutere facendo lo ponto della situazione. Sì, la vinco a doppio punto, ma Padre Angelo un bene. Ma che buono questo Padre Angelo. Fammi chiaro. Irene, Chi è? come mai lo volete ora? E tu Mario, scommessa che ora te lo vuoi tenere per l'eternità. Perché è giusto così, che li sacrifici l'hanno a fare tutti. Ma magari tu mi feci capire che sbagliamo. E anche noi andiamo a fare i bicchieretti, dicelo. Meschiniggi. Che devi andare di bancare. Tutti noi. E tu, Biagio, come mai ora te lo vuoi tenere per sempre? Come mai? Fatti mia, oh. Papà, ascolta mia, Kai è meglio che decidi tu. Tu lo sai che io è stato sempre una precisa. Anche io, papà, tu lo sai, tu sei stato precisa. Luca, e tu come sei lo marito? Impreciso. Io stai capendo tante cose. Pure io. Eppure io, Padre Angelo, un mendecchio. Fammi chiamo Padre Angelo, ma possibile mai? Mario, io ci accattato le carte, la televisione, la poltrona.
magari lo porotalco, la pizza, la televisione. Fermi tutti. Che c'è? Ci cadessimo come le piracotte. Chi è? No, no, non t'affrontati, dici la verità. Che c'è ora? Che c'è, papà? Papà, ma che come nasce? Parla con mia. Che come nasce? Come? Voi che hanno pigliato in giro a tutti? Proprio Cara così. Matilde, Proprio così. tu sei la figlia più ranne, l'unica tia, la più sensibile, non ne la tirannoggio. È a mia! Cara Caterina, tu sei la figlia più nica, la più coccolata, lo dico sia non la tirannoggio! E che? Che era l'unico figlio mascolo, che aveva sempre solo bene. È bravo. Basta, basta! Lo vedi Luca? Che? Di tesoro, ti volevano mettere di lato. Allora tu la solo lo sapevi tu? E pure tu la solo lo sapevi. Hai ragione. E pure lui E lo anche tu lo sapevi, ah, sì! Ah, perché se non volevo che ogni tanto stava con Miello? Ah, perché su te lo volevamo portare? Va. Basta, ora che sappiamo tutte cose, si sparte tutto in parti uguali. Perfetto. Biagio, già tu la pensione te la pigliasti e tu Luca pigli sempre. Oh, vedi che ancora avevo sogno, già sparteno già. Aspettate. Ah, Finita, va. Cercate di finire, lo dico io ora. Vergogna. Vergogna ognuno verso il proprio fratello. Vergogna ognuno verso Dio. Vergogna per quello che state per fare. Padre Angelo, ma male capigliare la parola, se non le capite si trovano questi disgraziati. Zitta e vergognati. Vedete? E intanto senza sto cioccolato c'è bisogno di venire a fare questa predica qua. Chiedete perdono a Dio per tale meschinità. Ah, perché se non volevo? Zitta te. Zitta Irene, continui a sbagliare. Non capite che l'unico bene viene da Dio? Eravate pronti per la spartizione. Volevate dividere in parti uguali. E tutti in pace. Se non trovate la pace in Dio, non troverete la pace in voi stesso. L'interesse prevale sull'amore di un padre. Vergogna! Ma quando volte ha detto vergogna, che non sa vergogna, no? Vostro padre non ha una Basta! Continuate a sbagliare. Guarda, non mi tenevamo come un bacio, no, non mi tenevamo come un bacio. Io sempre te venuto a trovare, papà. Sì, a Sì, fare i soldi Luca. è venuto. Siamo queste grandi. basta. La colpa è nostra. Ora ne lo teniamo come un vero padre e senza una lira sparte. Irene, tu... Ascolta, non c'è bisogno che mi talea. Che fate? Lo scordarsi che noi abbiamo una casa più unica di tutte? Non lo sai se ci arriviamo. Basta Irene, continuate a sbagliare. Solo tenendolo con grande amore potete espiare questo peccato. Pregate affinché il Signore vi possa illuminare. E a voi dico, se vi capita una cosa del genere, non cadete in questo peccato così grande e meschino. Amate e onorate i vostri genitori, come loro hanno amato voi, con tutto il cuore, senza mai porvi questa domanda. Ora che mamma morì, cosa tenu papà? Finì la predica, sapete che vedete, mi prendo una bella badante, mi facete ammazzare tutti.
Grazie a tutti. Lo facciamo un applauso agli attori? Speriamo tanto vi sia piaciuto. Adesso passiamo per presentarvi questi bravissimi attori che faranno il loro inchino e voi li ringrazierete anche per questa piacevole commedia con un vostro applauso. Ecco, si apre il sipario, noi ci mettiamo da parte e iniziamo ad elencare questi bravissimi attori che sono: nel ruolo di Padre Angelo, Tonino Emma. Nel ruolo di Franco, Gianfilippo Mancuso. Un applauso. Donna Saridda, Angela Virone. Luca Irene, Filippo Cianci e Gisella Riggio. I due sposini, un applauso. Mario e Caterina, Giampier Romeo e Alina Rapp. I più vecchi, Biagio e Matilde, Emanuele Cellauro e Sara La Monica. Ed infine il nostro protagonista e presidente della nostra compagnia, nel ruolo di Santo, Totò Gravotta. Inoltre ringraziamo il dietro le quinte, assistente di scena Finella Iacono, direttori di scena Lorenzo Trapani e Alessia Indorato, luce e suoni Peppe Erba. Dopo la presentazione degli attori faranno il loro inchino, prego. Un altro inchino. Io volevo fare un avviso che in occasione della Notte Bianca di domani l'amministrazione comunale vi invita alla mostra di quadri a Palazzo Trappia e ci potrà essere anche la visita all'orologio, mi hanno detto di dirvi. Quindi domani buona serata alla Notte Bianca, ringraziamo i nostri attori bravissimi. Vogliamo dare la parola al nostro presidente, Totò Gravotta. Io un applauso lo farei principalmente a voi, siete state bravissimi, aspettare fino a questo punto. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a montare le scene, mi aiuteranno spero a smontarle. Alla signora Iole Roncati Miserentino, che ogni volta che abbiamo bisogno materiale ce la troviamo sempre. A un amico che ci ha prestato la radio antichissima, non so se l'avete notato nel primo e secondo atto. A Rosina Giuliana e Maria Lisa Lessi, che sono stati così bravissimi a presentare. Alla emittente privata Teleradio Canicattì, che si è prestata per fare questo servizio, spero di non dimenticare nessuno, e a Calogero Maurici, che è l'autore di questa commedia. Un altro ringraziamento voglio fare a Totò Castellano, che è qui seduto tra voi, che è un autore di tantissime commedie, che mi ha invogliato dal 2010 ad andare avanti. Grazie, buona serata a tutti.